Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno, buongiorno carissimi amici di RPL, buongiorno anche a tutte le nostre amiche che ci seguono numerose. Allora vi ricordo il numero per intervenire in diretta in questa trasmissione che come ogni venerdì è dedicata ai temi dell'agricoltura. Il numero è lo 0266 20 35 29, oppure scriveteci un sms al 346 64 277 56. In collegamento telefonico con noi Lorenzo Viviani, deputato della Lega, membro della Commissione Agricoltura, in diretta da... Buongiorno Lorenzo. Ciao Antonio, un caro saluto a tutti i radioascoltatori. Come ti sento bene oggi? Dove sei? Oggi siamo rientrati a casa, devo dire la verità, soddisfatti, siamo rientrati insomma sul territorio molto molto soddisfatti, per un motivo, che siamo riusciti a licenziare in tempi record, devo dire la verità, il decreto emergenze agricole, cioè tutto quel decreto che ha portato avanti il nostro ministro Gianmarco Centinaio, che ha voluto il nostro ministro Gianmarco Centinaio per dare delle risposte ai territori in difficoltà, in primis la Puglia, non in secondo il problema del latte che ha colpito la Sardegna. Quindi un importante insomma decreto che ha fatto il suo iter in Commissione Agricoltura, che vedrà la prossima settimana la seduta in aula, quindi per la conversione. Certo. Senti Lorenzo, ricordiamo magari qualche misura di questo decreto molto velocemente o no? Ma guarda, le misure sono, come ti ho detto prima, sono legate all'emergenza Xylella, l'emergenza gelate Xylella, perché è una cosa che parte, le gelate ce le abbiamo avute in tante altre parti d'Italia. Le gelate quando la temperatura si abbassa così tanto che praticamente va a creare e va a far morire le piante, crea soprattutto la perdita dei frutti della pianta. Però lì abbiamo avuto la congiunzione fra la Xylella, questa fitopatia di cui abbiamo parlato tanto anche nelle nostre trasmissioni, con la gelata. E ricordiamoci che la Puglia ha una caratteristica, perché una cosa che tutti ci possono chiedere: ma perché allora non vai a coprire tutte le gelate? Ma perché, a parte naturalmente soldi non bastano mai per tutti, però il discorso principale è che parliamo dell'olivicoltura pugliese, quindi parliamo di la maggior fonte di reddito per quella regione, che non ha purtroppo altri sbocchi, quindi non è che parliamo di industrie, quindi l'olivicoltura è fondamentale per l'economia di quella regione. E poi parliamo del serbatoio più importante a livello italiano. Ricordiamoci che la Puglia che ha dimezzato la produzione quest'anno, è rimasta forse la più grande produttrice a livello italiano sempre di olio, e dato che sull'olio dobbiamo investire, è importante dare una risposta e cercare di far ripartire questo settore in Puglia. Poi c'era il problema del latte, quindi le misure che vanno a aumentare la tracciabilità del latte, vanno a dare la possibilità di consumare un po' di latte di pecorino, perché quelle che insomma vanno a svalutare il prezzo del pecorino, quindi ci sarà tutta delle misure legate al fondo indigenti, quindi cercherà di consumare un po' di questo pecorino che è nei magazzini, ma soprattutto si cercherà di dare tracciabilità, di maggior tracciabilità a tutta la filiera. Quindi il latte italiano verrà valorizzato sicuramente molto 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 di più. Benissimo, senti Lorenzo, volevo chiederti, diciamo la verità, io ho iniziato la settimana in una maniera che insomma è stata una settimana molto impegnativa a Roma, ma l'ho iniziata nel migliore dei modi. Sei andato a sorseggiare un bel calice di vino. Sì, e poi vedi, il problema, ti racconto subito un aneddoto. Da Ligure che cos'è? Un Ligure va a Vinitaly, perché sai che quando vai a Vinitaly il vino tu lo devi assaggiare, addirittura soprattutto per i giornalisti o comunque per le persone, gli enologi, cosa fanno? Prendono il vino, poi c'è addirittura la sputacchiera che ti permette insomma di non berti. Da Ligure, sai, il fatto di buttare via qualcosa ti viene già male, soprattutto qualcosa che ti offrono, e quindi mi è toccato bermi tutti i vari bicchieri di vino, e quindi diciamo che eravamo con la Commissione Agricoltura, era una Commissione Agricoltura diciamo più allegra del solito. Certo, ma come si è svolta la tua giornata lì? Quando sei con la Commissione Agricoltura è una giornata di rappresentanza, però durante tutta la visita a Vinitaly, che è stata veramente, veramente, soprattutto per una persona che non aveva mai visitato prima questa manifestazione, è stato un'esperienza strabiliante, perché puoi vedere la moltitudine dei sapori, dei colori della nostra terra, solamente nelle qualità di vino, vedere questi capannoni, questi stand della fiera
strapieni delle nostre tipicità e delle nostre eccellenze, tutte di altissima qualità. Mhm. Quindi veramente, insomma, purtroppo è finito, però consiglio il prossimo anno comunque quando ci sarà la possibilità di visitarlo, tutti di visitare Vinitaly, perché veramente lì si può vedere Sì. le eccellenze dell'Italia, eccellenze che servono anche a veicolare tutti gli altri prodotti del nostro agroalimentare. Quindi insomma una kermesse non da promuovere di più, insomma, da cui l'Italia deve puntare. Allora, Lorenzo, hai svelato insomma il tema della nostra puntata, che è quello del vino. Con noi in collegamento telefonico lo abbiamo già avuto ospite tempo fa, quando abbiamo parlato di vino. Abbiamo l'enologo Leonardo Palumbo della cantina Torrevento in provincia di Corato, che è stato al Vinitaly in questi giorni. Ciao Leonardo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora Leonardo, raccontaci Buongiorno un po'. Leonardo. Ecco, Buongiorno. raccontaci un po' come si è svolta, come si sono svolte queste tue giornate lì in fiera. Queste giornate naturalmente sono state ricche di contenuti, perché il Vinitaly è sempre una manifestazione internazionale che permette un po' a tutti i produttori vinicoli di esporre e far conoscere i propri vini a tutti i giornalisti, consumatori, Sì. enotecari, un po' tutto quello che ruota intorno al mondo del vino. E questa edizione devo dire che è stata veramente ricca di molti contenuti, Mhm. di novità, di approfondimenti, ci sono stati anche vari convegni. Ecco, E l'impressione che ne ho ricavato è che nonostante le grandi sfide che ancora il comparto vino deve affrontare, gode di ottima salute, anche come diceva credo il nostro senatore, che ne parlava anche lui molto. sì, Viviani, il nostro Lorenzo, deputato Viviani, sì. Deputato, mi scuso. E quindi anche il comparto vino sta rispondendo in maniera molto bene a tutte le mutate esigenze del mercato globale e sempre più evoluto, insomma, in questo. Certo, ma un esempio, ad esempio, di turisti, no? Di visitatori, quali sono stati, ecco? Ce ne sono stati tantissimi, abbiamo avuto, credo, un'affluenza molto alta, specialmente noi anche nel padiglione della Puglia, e quello che parlavi tu un po' proprio del turismo, anche in Puglia l'enoturismo è e adesso è diventato una ricaduta economica molto importante, infatti sta riscuotendo molto interesse e infatti punta tutti i riflettori su questa risorsa che sono poi le nostre strutture, le nostre figure professionali, i servizi che offriamo e quindi poi tutta la cultura e l'identità del nostro territorio, naturalmente insieme a tutte le produzioni dei vini con le varietà autoctone che sono il nostro patrimonio appelografico. Certo. Lorenzo, vuoi chiedere tu qualcosa a Leonardo? Ah sì, parlando, intanto lo saluto di nuovo, no, ma infatti la cosa che sottoscrivo tutto quello che ha detto quanto riguarda le varietà e ma all'interno di ogni regione, cioè all'interno di ogni padiglione trovavi delle diversità gigantesche solamente anche all'interno della regione. Poi vedere regioni diverse veramente e assaggiare vini diversi, con dei gusti diversi, con la nota ad esempio del mare, quando ti avvicinavi a delle regioni magari dove i vigneti sono sul mare, è stato fantastico. In realtà è un veicolo Vinitaly anche di emozioni. Ecco, una cosa che chiedevo invece al nostro enologo è questo: quanto può essere una risposta per la Puglia, una Puglia che, come diciamo all'inizio della trasmissione, comunque è stata messa in ginocchio dalle gelate, dalla fitopatia della xylella, quanto può essere una risposta alla strada del vino, cioè dove sia possibile, dove magari c'erano gli ulivi, se riusciamo a dare una risposta anche con dei viti, con delle viti, cioè insomma riuscire a rimpiantare, magari non rimpiantare ulivi, anche se diciamo che siamo affezionati un po' a quel tipo di paesaggio, anzi un patrimonio pugliese, il paesaggio con l'ulivo caratteristico, però ecco, se può essere una risposta in certe zone. In certe zone molto vocate sicuramente è un'ottima risposta, specialmente nelle zone DOC o anche quelle che sono particolarmente vocate come la Valle d'Itria, un po'
alcune zone del Salento, la zona del Castel del Monte, alcune zone anche a nord della Puglia, a sud di Foggia. E naturalmente però io non abbandonerei il nostro patrimonio anche olivicolo, che quindi ha sempre caratterizzato la nostra Puglia. Anzi, io li farei andare a braccetto sia olio che vino. Benissimo. E ci dica qual è il cavallo di battaglia, insomma, il vino più famoso pugliese. Magari lo dice a due che io non so Antonio, ma purtroppo io non ho una grandissima cultura in vino. Però la bandiera a livello pugliese qual è? Ma noi adesso abbiamo in Puglia 3 grandi vitigni, che sono il Negramaro, il Primitivo e il Nero di Troia. Sono 3 cavalli di battaglia che stanno affrontando tutti i mercati in maniera, devo dire, poderosa, e quindi anche in maniera sulla qualità e sull'offerta in maniera proprio incisiva. Senti Leonardo, ma quali sono? Naturalmente quello che si conosce adesso più a livello internazionale è il Primitivo, però il Negramaro e anche il Nero di Troia adesso lo seguono a ruota. Senti Leonardo, ma quali sono proprio le differenze tra questi 3 vini che hai appena detto? Sono caratterizzati prima di tutto dall'identità del territorio. Noi stiamo parlando del Salento e quindi il Negramaro, quindi abbiamo un prodotto, anche nonostante sia anche una varietà particolare, ha una buona acidità, una buona struttura, un buon colore e quindi anche una buona versatilità come vitigno, che perché produce sia dei grandi rosati che dei grandi vini rossi. Il Primitivo lo conoscono un po' tutti, è quello della zona centrale della nostra Puglia, che adesso ormai in tutto il mondo ci invidiano un po', perché naturalmente è quello che anche sui mercati internazionali è richiesto. Sì. È di un vino molto di struttura, molto corposo, molto identitario, anche a una buona alcolicità, perché raggiungiamo anche oltre i 14, arriviamo anche a 16 gradi. E poi? E quindi un grande vino. E poi naturalmente, secondo me, anche perché io ci vivo sempre, ho sempre lavorato sul Nero di Troia, sicuramente quest'altro grande vitigno, che è un ottimo vino, anche lui versatile per produzione di rosati e grandi vini rossi, che ha una carica polifenolica e antocianica molto elevata, e quindi che permette anche una buona invecchiamento nel tempo. E noi abbiamo fatto anche delle degustazioni verticali con vini che dal 90 in poi, anche oltre dal 70, che quindi hanno mantenuto inalterate tutte le sue caratteristiche, anzi sono secondo me anche possono essere comparate ad altri grandi vini come il Barolo, l'Amarone o il Chianti. Certo, allora grazie mille Leonardo, sei stato chiarissimo. Lorenzo, quindi ti è chiara un po' la situazione? Stai diventando esperto di vini o no? Assolutamente, anzi insomma sarà il nostro punto di riferimento, Leonardo, per le prossime puntate, quando parleremo di vino, così potremo anche tanto in varie regioni cercare anche di dare dei punti di riferimento alle persone. Ho sentito che ti ha invitato in Puglia, eh? No. Perfetto. Non mancherò allora. Va bene, grazie mille Leonardo. Grazie mille a Leonardo Palumbo, enologo della cantina Torre Vento a Corato in provincia di Bari. Adesso in questa puntata, o meglio nelle nostre puntate, noi voliamo, no? Vero Lorenzo? Sì, vogliamo e siamo andati di nuovo dalla mia terra, Liguria. Certo, vogliamo, guarda come ho studiato, sì, vogliamo sui Colli di Luni, a Castelnuovo di Magra. Sui Colli di Luni, al confine della mia terra. In Lunigiana. Perché lì già li consideriamo un po' toscani. E allora chi abbiamo? Presenta tu il nostro prossimo ospite. Sì, il nostro prossimo ospite è Fabio Lambruschi, che oltre a essere un produttore di un vino famoso, molto famoso, soprattutto in Liguria, un bianco eccezionale, vermentino, è un vermentino, l'Ottaviano Lambruschi, è anche un nostro militante, un nostro tesserato, e soprattutto adesso è
in questa bella partita delle comunali nella zona di Castelnuovo, una zona che è vocata proprio ai vini bianchi e vermentini, dove ci sono delle grandi marche famose in tutto il mondo. Benissimo. Ciao Fabio. Buongiorno. Ciao, buona giornata, ciao a tutti. Allora, ci racconti un po', signor Lambruschi, un po' come si svolge la sua giornata, no? La giornata inizia abbastanza presto la mattina, si va poi, diciamo che quando praticamente siamo in estate si fa anche abbastanza più presto, quindi verso le 5, le 6. Sì. Poi si porta avanti i vari lavori che sono in campagna o in cantina, si occupa poi della vendita e si occupa un po' di tutto. La nostra è un'aziendina che ha circa 6-7 ettari di vigneto sulle colline di Luni. Produciamo il vermentino, che è l'uva principe del nostro territorio, quindi è un nostro diciamo così cavallo di battaglia, dove qui proprio in questa nostra zona riesce a esprimere al meglio le proprie caratteristiche. Ecco, che sapore ha questo vino? Beh, innanzitutto il vermentino è un'uva che vinificata in bianco esprime le caratteristiche migliori, quindi si abbina poi con i piatti, con il mare, con i pesci, con carni bianche, quindi è un vitigno proprio di mare, ecco. Visto che siamo in Liguria, è un vitigno di mare. È l'uva principe della Liguria, oserei dire, insieme a altre. Comunque è un'uva importante per il nostro territorio, dove in questi ultimi anni, sia dal punto di vista della qualità sia dal punto di vista della quantità, è cresciuta, e quindi riusciamo poi a farla conoscere anche fuori dai confini regionali e anche fuori dai confini nazionali. Sì, poi che altri tipi di vino producete? Ma qua praticamente in questa zona c'è un rosso che è sempre fatto. Ora c'è questa esperienza del vermentino nero e cercheremo di portarlo avanti, un clone che è stato praticamente studiato da diversi anni dall'università, un clone ritrovato, perché sono tutti cloni che sono stati un po' abbandonati negli anni subito del dopoguerra, perché erano cloni che producevano vitigni che producevano poco, quindi a quel tempo andava un po' più di moda, diciamo, la quantità rispetto alla qualità. Ora c'è, insomma, già diversi anni siamo in tendenza di versione, quindi preferiamo la qualità che alla quantità, perciò vino bianco ottaviano, Fabio, non ho capito. Pronto? Sì? Pronto? Sì, prego. Sì, mi senti? Sì, la sentiamo bene. Sì. Allora, prego. No, volevo fare una domanda a Fabio, no? Ecco, cos'è importante, ecco, riconducendoci a Vinitaly, che è l'argomento di questa trasmissione. Noi eravamo presenti come Liguria con l'Enoteca regionale, che ha dato spazio a tante nostre produzioni, però ecco, una cosa che gli volevo chiedere a Fabio, ecco, quanto è importante Vinitaly per un produttore, l'incontro con i buyer, l'incontro insomma cosa vuol dire la promozione di Vinitaly per la Liguria, ma per tutte le regioni italiane verso l'est? Allora, un attimo signor Fabio, andiamo un attimo in pausa pubblicitaria, ci risentiamo tra pochissimo. Va bene. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16.
Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Se vuoi aiutare Radio Padania, segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89R 08453 01602 000 000 101971 presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano SC. Aiuta Radio Padania. Diventa nostro editore. IT 89R 08453 01602 000 000 10 19 71. Allora, rieccoci carissime amiche e carissimi amici di RPL. In collegamento al telefono con noi c'è Lorenzo Viviani, deputato della Lega, membro della Commissione Agricoltura, e anche il signor Fabio Lambruschi dell'azienda vinicola Ottaviano Lambruschi. Allora Lorenzo, vuoi ripetere la domanda al nostro signor Fabio? Sì, no, chiedevo a Fabio quanto era stato importante per lui Vinitaly, cosa vuol dire Vinitaly per un produttore, ma soprattutto che vetrina è per i vari buyer che vengono insomma a valutare i vini, a cercare nuovi contatti, soprattutto dico anche per una regione come la nostra che naturalmente a Vinitaly era ridimensionata abbastanza rispetto alle grandi regioni famose, cioè insomma la Toscana, l'Emilia Romagna. Ci difendiamo, c'è la Repubblica Ligure, però insomma ecco cosa è l'importanza di Vinitaly per un produttore, la domanda. Allora, per l'agricoltura il Vinitaly, come tutte le aziende d'Italia, è la vetrina internazionale per eccellenza. Qui si possono incontrare delle situazioni particolari, dove c'è un insieme di cose, dove incontri tutti i buyer del mondo. È una vetrina principe, direi la più famosa che c'è per quanto riguarda il vino. È una vetrina che bisogna esserci, la Liguria c'era, eravamo messi in una posizione anche buona, lo stand era bello per noi e praticamente era una cosa che secondo me è da fare e da portare avanti anche con il territorio, praticamente da crederci, bisogna crederci. Io personalmente ho avuto diversi contatti, ma anche tutti i miei colleghi sono stati abbastanza contenti dell'andamento del Vinitaly. Quindi bisogna, è una vetrina, ripeto, è importante per tutti. Forse per Fabio è più importante quasi per le piccole realtà, perdonami, sì, o per quelli esatto, che non sono conosciuti, che per i grandi nomi che magari sono già internazionali. Esatto, perché lì c'è la possibilità di mettersi in mostra, siamo tutti presenti, quindi l'importatore interessato al mio vino, al vino di un altro mio collega, anche di un'altra regione, che non ci potrebbe incontrare da altre parti, essendo piccoli, non abbiamo una struttura di poter viaggiare come fanno le grandi aziende, vengono, assaggiano, si può discutere, parlare con loro, è un bel confronto, ecco. Sì. In questi anni anche il Vinitaly ha cambiato marcia, è cresciuto in queste cose. Benissimo. Le volevo chiedere poi, signor Fabio, in azienda quanti siete? Ecco, noi in azienda abbiamo, oltre io, mio babbo e mia figlia, ci sono altri 4 dipendenti, quindi è un'azienda, diciamo, a livello, per quanto riguarda la nostra zona, è un'azienda di medie dimensioni, a livello nazionale è piccolina, però per la nostra zona è una media dimensione. Visto i territori che abbiamo in Liguria, qua come dice l'amico Lorenzo siamo al confine della Toscana, quindi c'è la Valle del Magra, quindi però è una zona, diciamo, ecco, mi ritengo una media azienda per quanto riguarda la nostra zona. Benissimo, allora signor Fabio, grazie per essere stato qui con noi oggi, buon lavoro. Grazie. Buon Vermentino. Grazie, ciao Lorenzo, ciao, a presto. Grazie mille. Allora, Lorenzo, sul vino ti volevo leggere così degli aforismi, no? Ti ricordi tempo fa, no? Anche tempo fa l'avevo fatto.
certo, Sì. il tuo angolo intellettuale. Sì, allora Omero, sai che diceva vino pazzo, no? Che suole spingere anche l'uomo molto saggio a intonare una canzone e a ridere di gusto e lo manda su a danzare e lascia sfuggire qualche parola che era meglio tacere. Ti piace questa? Ecco. Bella. Poi Però basta non ti metti a cantare adesso. Pindaro era proprio saggio, no? Diceva il vino eleva l'anima e i pensieri e le inquietudini si allontanano dal cuore dell'uomo. Beh, questa è bella, no? Grande Antonio. Senti Lorenzo, Antonio, ma per te che cos'è il vino? Il vino, guarda, io ti dico da buon ligure, purtroppo essendo di natura, insomma, risparmiatore, anche se con gli amici, devo dire la verità, mi lascio andare, è difficile che riesca ad arrivare a comprare una bottiglia di buon vino, insomma, di qualcosa di qualità, perché quando vedi i prezzi ogni tanto però insomma, diciamo che quello che mi è servito a Vinitaly, mi è servito personalmente proprio valutare dei vini magari che non ho mai assaggiato e vedere le realtà italiane, come ho detto prima, che sono qualcosa di fantastico, anche perché all'interno del vino ti sposti di pochi centinaia di chilometri, trovi dei vitini diversi, trovi delle realtà diverse. So che in linea con noi c'è insomma, diciamo, il padrone di casa di Vinitaly, sì, te lo stavo presentando. La regione, diciamo, che ci dà lustro a livello internazionale per quanto riguarda il vino, per quanto riguarda il prosecco, quindi io lascerei la parola a lui e chiederei a lui cos'è il vino. Lo chiedo a lui, assessore. lo chiedo all'assessor Giuseppe Pana, assessore all'agricoltura della Regione Veneto. Buongiorno assessore. Buongiorno a lei e a tutti i suoi radioascoltatori. Allora assessore, prima di parlare un po' del bilancio di questa manifestazione che c'è stata sul vino e di parlare, cioè da questa manifestazione qual è l'ipotetica bottiglia di vino per quest'anno, le chiedo per lei proprio il vino cosa rappresenta a livello proprio personale, ecco. Beh, guardi, io sono veneto e sono alpino, sono ufficiale degli alpini, quindi lei immagini cosa può essere per me. Che vino preferisce? È meglio dell'acqua per noi, no? Quindi a parte le battute è chiaro che fa parte delle nostre tradizioni, della nostra cultura da sempre. Poi a casa di un buon veneto non mancano mai tutta una serie di bottiglie che lei può suonare qualsiasi campanello dei nostri 5 milioni di residenti, una cosa trova sempre: vino, soppressa e poeta. Benissimo. Allora assessore, come è andata quest'anno, come è andato il Vinitaly, no? E che cosa è appunto emerso? Quali sono i gusti dei consumatori? Non so, ci dica lei. Beh, guardi, Vinitaly a 53esima edizione è andata molto bene, ancora meglio dell'anno scorso, quindi riusciamo sempre di più naturalmente a migliorarci. Quest'anno 4.600 espositori in aumento anche qui e 134 paesi esteri con buyers anche molto importanti che a quello che mi è stato detto almeno dai nostri consorzi hanno fatto chiudere dei contratti veramente buoni per il nostro export, quindi uno del dato economico che questo poi è una kermesse economica, dobbiamo dire, a parte la festa, a parte la presentazione, a parte un po' tutto lo spettacolo di contorno, ma alla fine bisogna vendere il vino, il sistema italiano, il sistema delle regioni e quello che mi è stato detto, come appena concluso appunto un po' il budget, diciamo, e il resoconto finale, è che sono stati firmati veramente dei contratti importantissimi e quindi possiamo dire a tutti che l'export del nostro vino continuerà con le percentuali di cui noi siamo abituati. Certo, il prossimo anno sempre stesso periodo? Beh, sempre la settimana, appunto la prima weekend di aprile, quindi sicuramente vi aspettiamo. Diciamo che quest'anno hanno fatto anche, a parte del Leone, i vini biologici, i vini sostenibili e naturalmente le nostre denominazioni di punta, al di là della mia comunque bandiera veneta, dove gli Amaroni, il Prosecco naturalmente la fanno da Leone, c'è stata una grande presenza anche di vini toscani, quindi del Chianti, comunque anche dei vini di punta del Brunello di Montalcino, quindi bisogna dire che comunque senza nulla togliere a tutti i vini italiani sono i migliori del mondo, ecco. Quindi assolutamente un grande Vinitaly, una grande presenza. Infatti ero col ministro Centinaio proprio ieri e con soddisfazione abbiamo visto che anche le nostre politiche che abbiamo messo nella promozione, che abbiamo messo comunque nell'OCM
con l'ultimo decreto stanno dando anche grandi situazioni di mercati internazionali. Io direi che col decreto poi enoturismo, in cui leghiamo al vino, alle cantine anche tutti gli altri prodotti naturalmente che vengono fatti a marchio, quindi dai formaggi, ai salumi, eccetera, all'interno proprio delle cantine, possiamo dire di aver fatto bingo, ecco. Benissimo. Lorenzo, ti lascio la parola. Intanto ringrazio di nuovo l'assessore, ringrazio della sua disponibilità, ciao, di venire in radio. Insomma, sei stato il padrone di casa di questa insomma, manifestazione fantastica che, devo dire la verità, mi ha lasciato tanto, mi ha lasciato insomma sbigottito rispetto alla diversità dei vini e alla quantità di vini che l'Italia produce, le eccellenze che noi produciamo, diverso uno dall'altro. Naturalmente sono rimasto sbalordito dalla realtà veneta. Io ho avuto la fortuna di essere accolto con la Commissione Agricoltura dal presidente, dal governatore Zaia, che ci ha fatto assaggiare, ci ha dato subito di primo mattino alle 10 un bicchiere di prosecco che ha mandato a capo tutta la Commissione Agricoltura. Però devo dire la verità, ecco, l'eccellenza del Veneto, dell'Italia, lì sono state rappresentate ai massimi livelli. Ecco, quanto è importante Vinitaly, quindi ce l'hai già detto, ecco, sull'enoturismo per il Veneto, che sviluppi può avere? Possiamo fare qualcosa ancora di più? Secondo te la strada da percorrere qual è? Perché il vino, quello che punta al nostro ministro, è quello che deve essere l'ambasciata dell'Italia all'estero. Io penso che ci siano due vie da percorrere, che sono una quella internazionale, in cui il vino, che è il brand che naturalmente viene riconosciuto al nostro paese come il prodotto di punta appunto nei mercati, debba trascinare anche tutti gli altri, e quindi quando si fanno le fiere anche internazionali, quando si va a promuovere il vino a Shanghai, per dirti New York, giusto per qualche esempio, devono essere dietro anche gli altri filiere. Cioè, quello che si deve puntare secondo me a livello proprio nazionale, di fare un unico marchio e che sia un marchio di promozione unico di sistema, e si naturalmente colleghi al mondo del vino, che in questo momento ha numeri eccezionali, tutte gli altri prodotti. Solo così noi potremo vendere il sistema Italia come un sistema unico e un sistema che viene riconosciuto a livello internazionale. D'altra parte, naturalmente tu hai citato l'enoturismo, per noi è importantissimo, perché quando portiamo in giro i nostri turisti, e ricordo appunto il connubio agricoltura e turismo, ormai più di 70 milioni di turisti vengono in Veneto, siamo la prima regione per turismo, prima regione per vino. Tu immagina che noi li sediamo nelle nostre belle cantine, sono delle cantine che sono ormai dei musei, devo dirti, che si siedono lì, che hanno visto Venezia, hanno visto Verona, mangiano, bevono e trovano tutti i nostri prodotti. È la miglior promozione che noi possiamo fare, naturalmente. Sì, fammi aggiungere, perché mi ricollego alla domanda che mi ha fatto all'inizio sul vino Antonio. Per noi il vino vuol dire Italia, vuol dire famiglia, vuol dire stare insieme, vuol dire sedersi a tavola, scherzare, parlare. Ecco cosa vuol dire vino, ed è secondo me una cosa che insomma esportiamo con la nostra cultura, la nostra tradizione. Esatto. È quello che richiedono i turisti. Insomma, non è solamente una buona bottiglia da bere, ma è insomma una serie di tradizioni che si porta dietro anche dal nostro modo di vivere, che è quello che i turisti, che quando vengono da noi, cercano di trovare. Insomma. Guarda, la qualità della vita che abbiamo noi italiani non ce l'ha nessuno al mondo. Assessore, oltre alla manifestazione di Vinitaly, che altre manifestazioni a livello un po' più piccolo ci sono nella regione Veneto? Beh, guardi, noi adesso saremo presenti il prossimo mese con appunto il Festival delle Top all'Altise, proprio sul lago di Garda, dove presenteremo tutte le i nostri prodotti di origine protetta. Quindi noi ne abbiamo, tra piccole produzioni locali, DO, DOP, DOCG, eccetera, eccetera, quasi 500, quindi sarà una bella mostra. La facciamo due volte all'anno, e questa è una promozione di prodotti nostri veramente importanti. Abbiamo poi naturalmente tutte le altre fiere, quella di Longarone, dove presenteremo i prodotti della montagna. Abbiamo le fiere naturalmente dell'agroalimentare, ma ogni città, ogni paese
ne sta organizzando, ne organizza una periodicamente, quindi se voi entrate nel sito del turismo della Regione Veneto, tra terra e il cielo, Veneto Turismo, troverete centinaia di manifestazioni che da qui fino a settembre si divertono. Ecco. Benissimo, allora grazie mille Assessore per essere stato qui con noi, grazie per la sua disponibilità, ci risentiamo presto. Quando volete. Grazie Assessore, ciao Giuseppe. Ciao Lorenzo, un abbraccio. Allora Lorenzo, che programma hai in questo weekend, no, nel tuo territorio? Quindi sei nel tuo territorio, sei nella tua Liguria? Sì Antonio, come tutti i parlamentari ormai siamo in totale, insomma, siamo in overbooking di impegni sul territorio per quanto riguarda le comunali e le europee, quindi si corre sempre, si corre quando siamo a Roma, si corre quando siamo sul territorio. Quello che dico sempre, non possiamo lamentarci dell'impegno che ci mettiamo, anche perché abbiamo l'onore di rappresentare il popolo italiano, il popolo ligure per quanto mi riguarda, ma siamo anche abbiamo anche un leader che corre già 200 volte più di noi, quindi noi almeno se riusciamo a fare un quarto di quello che fa Matteo Salvini dovremmo essere già contenti. Sì, senti, e poi... quindi insomma l'impegno è massimo, spero sempre, dato che è iniziata la stagione di asciughe, di strapparci una nottata e riuscire a uscire col mio equipaggio, che adesso naturalmente è stato il comando, l'ho ceduto, quindi non sono io a fare il comandante perché non posso essere a bordo, quindi una bella nuotata in mare, devo dire la verità, e ritornare un po' sempre sul mio DNA, che è quello di pescatore, ecco, di un pescatore, ecco, ritornare ogni tanto farebbe bene per sentire un po' di nuovo quel salmastro di cui un pescatore ha bisogno nella sua vita, insomma. Senti Lorenzo, ma volevo dirti, con le belle giornate inizia il turismo, no? L'Italia è sempre meta di turismo, ma con l'inizio della primavera, dell'estate, il turismo italiano sappiamo che aumenta, no? Il Consiglio dei Ministri ieri ha nominato il nuovo capo dipartimento turismo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, il consigliere Caterina Cittadino. Cosa verrà fatto in questi prossimi mesi per incentivare il turismo in Italia, ad esempio nella tua Liguria, no? Meta prediletta di numerosi turisti? Ma guarda, ti dico la verità, diciamocelo fuori dai denti Antonio, l'Italia deve cercare di razionalizzare il turismo, deve cercare di renderlo di un certo tipo di qualità. Sul turismo non ci batte nessuno, come dicevamo prima per i vini, anche per i turisti che vengono in Italia trovano delle realtà talmente diverse, perché possono andare nella città d'arte, possono venire nelle mie Cinque Terre, possono andare nella Versilia qua vicino o nella costa dell'Emilia Romagna ancora diversa, possono andare in Sicilia, insomma l'Italia è un bacino di attrazioni. Io mi sono ripromesso dopo gli ultimi 2 giorni che sono ripreso con mia moglie, in cui sono riuscito a scappare da questa frenesia della vita politica, ho visitato un po' il centro Italia, quindi l'Umbria, il Viterbese, questa zona del Lazio, l'interna, e devo dire la verità, mi sono ripromesso di non uscire dall'Italia finché non ne conosco palmo a palmo, perché abbiamo delle attrazioni che devono essere conosciute e devono essere, insomma, da stupidi uscire dall'Italia quando abbiamo dei posti così meravigliosi. Per quanto riguarda la mia Liguria, veramente ci vuole l'intervento di un ministro come sia il ministro Centinaio, che deve riportare una terra che era fatta da agricoltori e pescatori a ritornare un po' su quelle orme, cioè ritornare a fare un po' di agricoltura produttiva, un po' di pesca produttiva, che possa essere con l'attrazione e che all'interno del DNA ligure, e che è quello che deve trovare il turista quando viene dalle nostre parti. Ti aggiungo che alla Vinita gli ho avuto la possibilità di premiare una contadina, una donna che fa agricoltura, che ha fatto un impianto di viticoltura, quindi fa vino nelle Cinque Terre, l'hanno premiata per un premio etico per quanto riguarda la sua professione, e guarda, è questo, ecco, fare agricoltura, fare turismo nelle Cinque Terre può essere un motore, ad esempio nella mia Liguria, in generale, per mantenere il territorio, per mantenere
insomma tutto il rischio idrogeologico, problema di incendi, quindi agricoltura è la base di tutto. Questi mestieri tradizionali vanno mantenuti perché la nostra Italia è stata fatta così. Benissimo. Anche, cioè non l'abbiamo trovata così, Senti. l'abbiamo fatta perché c'era l'uomo, c'era l'italiano e va mantenuta, semmai i territori poi soffrono la mancanza di manutenzione. Senti, e l'agricoltura è alla base di tutto. Prossima settimana provvedimenti della Commissione Agricoltura Prossima settimana avremo il decreto emergenze agricole passato alla Commissione Agricoltura, l'avremo in aula. All'interno di questo decreto abbiamo messo tante altre cose molto importanti che siamo riusciti a fare passare con l'iter parlamentare, interventi che vanno ad aiutare il settore suinicolo, interventi che vanno a dare degli anticipi, ad esempio sul sistema della PAC, quindi le regioni avranno la possibilità di dare i soldi prima agli agricoltori, dare degli anticipi rispetto ai tempi burocratici che si sono legati alle pratiche, quindi alla gestione delle risorse. E tante risposte. Il regime sanzionatorio per quanto riguarda la pesca dovrà fare finire il suo iter al Parlamento italiano, ma quello è un importante giro di bolina per quanto riguarda la pesca, che ha il problema gigantesco di queste sanzioni che sono talmente pesanti che mettono in difficoltà i pescatori, accompagnate, come dico sempre, da dei regolamenti europei completamente sfalsati dalla realtà e sfalsati dalla nostra realtà mediterranea, quindi tante altre cose che hanno accompagnato un decreto emergenze che è stato promosso dal nostro ministro Centinaio, che andrà veramente a risollevare i territori colpiti da calamità naturali e da tanti altri problemi legati al mercato come quello del latte. Quindi una grande settimana, una settimana di cambiamento, una settimana importante per la politica italiana. Allora Lorenzo, grazie mille per essere stato qui anche questo venerdì, ti auguro una buona giornata, buon lavoro, buon weekend e ci risentiamo venerdì prossimo. Ciao Antonio, un caro saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie mille a Lorenzo Viviani, deputato della Lega, membro della Commissione Agricoltura. Io vi ringrazio per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti e buon weekend. Avete ascoltato Filo Diretto. Signora, non ci siamo capiti.